nevicata sulla montagna veneta, case isolate, intere zone senza elettricità. Sul Nevegal la situazione più critica, strade riaperte ma resta il disagio per la mancanza di corrente, alto rischio valanghe. Roger De Jesolo tenta di passare sotto un ponte navigando con la barca lungo il Sile, 42enne muore schiacciata. Continua la tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle su più fronti, non ultimo quello sull'autonomia. Salvini attacca, forse qualcuno ha cambiato idea, Di Maio dice non si va di fretta per scopi elettorali. Medici e infermieri stranieri residenti in Italia, cercasi per fronteggiare le carenze di professionisti a causa di pensionamenti. Veneto, prima regione per richieste. Dopo l'aggressione avvenuta in un bar e danni di 2 giovani, il centro sociale Pedro interviene con un comunicato, condanna la violenza ma nessuna solidarietà con le vittime. Spento nella notte Iroso, l'ultimo mulo alpino, aveva festeggiato a gennaio l'incredibile età di 40 anni, la commozione del governatore Zaia, un simbolo, resterà sempre nei nostri cuori. Rugby, sabato la storica impresa del Benetton che a Parma ha centrato prima volta in Italia l'accesso ai playoff di Guinness Pro 14 e sabato nuova sfida con il Munster. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, un'ampia pagina sul maltempo e su questa sorta di paradossale inverno primaverile che ha colpito soprattutto la montagna, ma non solo in queste ore. Dunque la nevicata sulla montagna veneta, con intere zone senza elettricità nel Bellunese, case isolate. Sul Nevegal la situazione più critica, che sta tornando alla normalità per quanto riguarda la viabilità, ma resta critica per la mancanza di corrente e adesso scatta il rischio di valanghe. Montagna veneta messa ancora una volta alla prova, 80 centimetri di neve caduti tra la notte di sabato e la giornata di ieri causando blackout e chiusure stradali, mentre la situazione particolarmente critica sul Nevegal sta lentamente tornando alla normalità. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico richiama la massima prudenza per il rischio di importanti valanghe su numerose zone dell'arco alpino e sulle Dolomiti, possibili distacchi spontanei dei neve fresca lungo i pendii, mentre le immagini mostrano lo sforzo messo in campo dai vigili del fuoco per raggiungere le località isolate dalla nevicata. Ieri in serata Veneto Strada è stata costretta a chiudere Passo Valparola e la provinciale 31 del Nevegal. Numerose le località e le case rimaste isolate e senza elettricità non solo per la neve ma anche per la caduta di rami e alberi su strade e cavi. In mattinata il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, si è recato in sopralluogo sul Nevegal per verificare la situazione. La viabilità principale è stata ripristinata, la fase dell'emergenza può dirsi alle spalle. Ieri sera c'erano anche parecchie fiammate da parte di alcuni cavi recisi che sono stati messi in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Questa mattina siamo riusciti a liberare le strade principali, permangono problemi sulle vie secondarie che stiamo cercando una ad una di liberare dalla neve e anche dagli alberi schiantati. La situazione è in miglioramento, abbiamo raggiunto gran parte delle persone che erano isolate, soprattutto gli anziani e una donna incinta che adesso dovrebbero essere in condizioni di progressiva sicurezza. Il sindaco ha voluto sincerarsi anche delle condizioni di salute giudicate buone di 2 coppie di anziani turisti bloccati in casa per colpa della neve. Gli uomini del soccorso alpino di San Vito di Cadore sono intervenuti in mattinata con una squadra di sciatori partita dall'abitato di Vodo di Cadore con sci e pelli di foca per portare medicinali a una coppia rimasta isolata nella propria casera sul Col Botei. I problemi ora riguardano l'energia elettrica. In zona Enel ha fatto arrivare un generatore al villaggio Le Stue, ancora incerti i tempi di ripristino delle linee. Per quanto riguarda la corrente elettrica in questo momento non abbiamo previsioni, Enel Distribuzione fin da stanotte sta intervenendo, però ci sono molte difficoltà a raggiungere i cavi recisi e stiamo lavorando con loro proprio per sistemare la situazione. Noi abbiamo 10 gruppi elettrogeni che ci aveva fornito Enel dopo la tempesta Vaia, che almeno è servita per fare un'esperienza sul campo e che siamo pronti a utilizzare proprio qua in Nevegal. Naturalmente dobbiamo prima stabilire quali sono le priorità, insomma quali sono le situazioni di maggiore emergenza. Il consiglio per le prossime ore è infine quello di evitare spostamenti da e verso il Nevegal, dove permane sulle strade il rischio di schianto di alberi appesantiti dalla neve. Ancora la montagna, ancora la neve, questa volta i rilievi bassanesi e l'altopiano. Altro che primavera, la più bella nevicata degli ultimi mesi è quella andata in scena fino a stamani sul massiccio del Grappa e sull'altopiano di Asiago, dove la coltre bianca ha ricoperto case, strade e prati ormai fioriti dalla quota di 700 metri.
Gli accumuli più significativi sono stati registrati sul Grappa, dove si parla di uno strato di oltre mezzo metro con punte di 70 cm. Gli esperti e gli addetti ai lavori, anche quelli più social, si sono subito scatenati e le immagini che arrivano tanto dal Grappa quanto dall'altopiano sono decisamente spettacolari. Uno degli eventi più belli di tutta la stagione 2018-2019 per quanto riguarda il nostro massiccio del Grappa, neve che ieri si è spinta fin verso gli 800-900 metri di quota, anche se gli accumuli più significativi li abbiamo avuti oltre i 1000-1200 metri. In mattinata la strada per la cima del Grappa risultava impraticabile nell'ultimo tratto e vedendo i video che arrivano dalle montagne bassanesi il fatto non risulta poi così strano. In base a testimonianze siamo intorno ai 60-70 cm in vetta, mentre il nivometro dell'ARPAV a quota 1500 ci segna effettivi, quindi è un dato ufficiale, 54 cm, quindi voglio dire un gran bel accumulo e appunto la nevicata più bella di tutto l'inverno 2018-2019. Dal punto di vista statistico bisogna dire che burrasche così si sono già viste negli ultimi anni, anche attorno alla metà di maggio. L'eccezione è dovuta alla quota di base e agli accumuli che sono davvero notevoli per questa stagione. Resta da vedere per quanto rimarrà la coltre bianca, dato l'abbassamento delle temperature di questi giorni. Dalla neve alla pioggia e alla situazione critica vissuta ieri sulla Castellana con l'esondazione di 2 torrenti, ma c'è lo stato di attenzione fino a domani pomeriggio lungo Monticano e Livenza. Siamo nella Marca Trevigiana. Dalla Castellana al Coneglianese e allo Pitergino Mottense, altre 24 ore di passione sul fronte del meteo dopo una domenica nella Marca da dimenticare. Le forti raffiche di vento, ma soprattutto le intense piogge pressoché ininterrotte per l'intera giornata, hanno creato non pochi disagi tra la Pedemontana e la Castellana e fino alle 14 di domani il centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili situazioni di criticità idraulica lungo l'asta di Monticano e Livenza, che hanno già raggiunto livelli idrometrici sostenuti. Ieri si sono vissute ore di tensione dalla parte opposta della provincia, Castelfranco Veneto, tra Bella Venezia e il centro, dove il torrente Avenale ha rischiato di causare danni seri, come testimonia la preoccupazione dei residenti. È successo, avevo paura, di la verità. Il peggio è stato sventato grazie alle opere realizzate dopo l'alluvione in Veneto del 2010. Questa è la cassa di espansione alla zona Prai, chiamiamola così, ed è quel che è servito ieri a salvaguardare la città di Castelfranco Veneto da una tracimazione dell'Avenale. È un'opera che è stata realizzata dopo le alluvioni del 2010 e si è resa, ieri abbiamo capito l'importanza di quest'opera. Nel tempo di reazione dall'emergenza al momento in cui abbiamo azionato la livellazione manuale, è circa un'ora, siamo riusciti a contenere il pericolo dell'esondazione dell'Avenale. A Riesi Piodecimo le piogge di ieri mattina hanno causato danni ad alcune abitazioni, vigili del fuoco costretti a diversi interventi. E mentre anche sulle montagne trevigiane è comparsa la neve, questo è il Monte Cesena, a ridosso di Pianezze, le precipitazioni hanno causato anche frane, come quella monitorata da pompieri, protezione civile e comune in via Molinetto a Refrontolo. Terreno zuppo d'acqua che insieme al vento ha causato la caduta di diversi alberi. Ieri ad Asolo una quarantina di famiglie è rimasta senza corrente in via Caffaliere e via Cagiupponi. Alcune piante hanno tranciato i cavi dell'elettricità, si è dovuti ricorrere all'uso del gruppo elettrogeno. Oggi in mattinata vigili del fuoco ancora al lavoro, questo è il parco di Villa Cornera a Bedelago. L'albero era stato colpito da un fulmine, per fortuna non era stato squarciato da sotto a sopra, quindi non aveva situazioni di particolare pericolo, però insomma andava abbattuto, quindi è stato fatto questo intervento. Purtroppo succedono sempre più casi di questo tipo, con temporali che creano forti danni, quindi l'invito alla cittadinanza che ha alberi di grosse dimensioni di fare delle potature in modo che non succedano casi che vadano a creare un pericolo soprattutto per gli alberi vicino alle strade. Dal maltempo alla politica torneremo fra poco a parlare di cronaca, perché il tema dell'autonomia resta un tema caldissimo sul tavolo del governo. Lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle torna ad essere forte su praticamente ogni tema, ma quello dell'autonomia è un tema che divide molto le due parti. Sui tempi, come sappiamo ieri
Il governatore Zaia all'ANSA ha ribadito il concetto della fretta, dell'importanza di portare subito il tema in Consiglio dei Ministri, dicendo basta lanciare la palla, diciamo, a fondo campo, ma si deve giocare. Oggi sono tornati a parlare di autonomia sia il leader della Lega, nonché vice ministro Matteo Salvini, sia il leader pentastellato Di Maio, nonché vice ministro e collega appunto di governo. Sentite il contrasto tra i due. I dossier sono pronti, se c'è qualcuno dei 5 Stelle che ha cambiato idea rispetto a quello che aveva detto ai Lombardi e ai Veneti un anno e mezzo fa, che lo dicano, altrimenti non si capisce perché questo tirarla in lungo. Se hanno detto sì al referendum un anno e mezzo fa, il testo è quello, quindi non è che abbiamo cambiato, anzi l'abbiamo rivisto, abbiamo coinvolto gli enti locali, siamo pronti a coinvolgere il Parlamento, siamo pronti a coinvolgere tutto, ma non capisco che cosa osti ad arrivare in Consiglio dei Ministri ad approvare l'inizio del percorso. Quindi la Lega non ha cambiato idea, mi auguro che nessun altro abbia cambiato idea. Io mi devo preoccupare come Ministro del Lavoro, dello Sviluppo Economico e Vicepresidente del Consiglio che non vengano penalizzati altri territori italiani. Quindi, voglio dirlo chiaramente, ben venga l'autonomia perché l'hanno votata ad un referendum i cittadini lombardi e veneti, ma non facciamo le cose di fretta per scopi elettorali, perché poi si rischia di creare dei pasticci. Che cosa significa creare dei pasticci? Non solo creare una sanità e una scuola di serie A o di serie B, ma addirittura creare la serie C della sanità e della scuola, perché noi già siamo impegnati a cercare di contrastare una serie di diversità territoriali che provengono da cosa? Proprio dalla riforma del titolo V della Costituzione del 2001, che cercava di scimmiottare l'autonomia e il federalismo leghista. Queste dunque le due posizioni dei vice premier. Intanto il tema sanità è sempre caldo, è un altro tema importante, soprattutto per quanto riguarda la carenza di professionisti sanitari, medici e quindi infermieri a causa dei pensionamenti. Ebbene, è il Veneto ad aver effettuato il maggior numero di richieste all'associazione AMSI, che è l'associazione dei medici di origine straniera in Italia. Lo ha spiegato il presidente Foad Audi, precisando appunto che il maggior numero di richieste di medici è arrivato dal Veneto, 400, seguito da Piemonte e Lombardia, con 350 medici e infermieri appunto che vengono cercati per fronteggiare le carenze di professionisti sanitari a causa appunto dei pensionamenti. Intanto, in difesa degli ospedali di Dolo, Milano e Nuale, si è verificato oggi nel Veneziano uno strappo istituzionale dei sindaci di Riviera del Brenta e Milanese nel Veneziano. Al termine della conferenza metropolitana i primi cittadini dei 17 comuni hanno deciso di non partecipare alle sedute di insediamento del Comitato Metropolitano per la Sicurezza convocato da Prefettura e Città Metropolitana. I sindaci hanno inoltre richiesto un incontro urgente con l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e domani mattina saranno presenti a Venezia, a Palazzo Ferrofini, per sollecitare l'intervento dell'assessore Lanzarin. Dunque nuovo scontro sulla sanità. Adesso riapriamo la pagina della cronaca, e andiamo a vedere a Jesolo il drammatico, incredibile incidente avvenuto su una barca, una quarantenne in barca che ha tentato incredibilmente di passare sotto un ponte navigando lungo il Sile a Jesolo ed è rimasta schiacciata. Una piacevole gita in barca lungo il Sile a Jesolo si è improvvisamente trasformata nella più orribile delle tragedie, in un incidente drammatico che è costato la vita ad una donna di 42 anni di nazionalità svizzera, morta di fronte al marito e ai suoi 2 figli piccoli, schiacciata tra un ponte e l'imbarcazione nel tentativo di evitare l'impatto. La polizia locale è al lavoro per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, la houseboat, un'imbarcazione destinata al turismo fluviale che si può prendere a noleggio anche senza la patente nautica, visto che è riservata alla navigazione lungo fiumi, canali e lagune protette a velocità ridotte mai in mare aperto, stava percorrendo il Sile quando si è schiantata contro il ponte ciclopedonale San Giovanni. A causa del maltempo il livello della marea si era infatti alzato al punto da impedire il passaggio dell'imbarcazione, che ha sbattuto contro la struttura. Sarebbe a questo punto che la donna si è sporta per tentare di liberare l'imbarcazione, rimanendo schiacciata a causa della corrente che ha nuovamente fatto sbattere violentemente la barca contro
contro l'arcata del ponte, un tentativo di aiutare la manovra del marito che si è rivelato fatale. Al loro arrivo i sanitari del SUEM non hanno potuto far altro che constatare la morte della turista. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l'imbarcazione. Sì, ovviamente la tragedia che sta colpendo tutta la città, perché ovviamente una famiglia che è in vacanza, che noleggia una barca e che purtroppo la signora fa una fine così orribile, è una cosa che scuote tutti quanti. Adesso so che la magistratura farà le sue indagini perché la barca è sotto sequestro, perché mi dice il mio comandante che è stata noleggiata, e quindi cerchiamo di capire bene la dinamica di questo bruttissimo incidente, che è ovviamente la vicinanza della città ai bambini e il marito della signora. Adesso ancora dal veneziano con i resti umani trovati a Marghera nelle ultime ore e tutte le ipotesi su questa tragedia. Forse erano qui da quasi un anno i resti di un uomo ritrovati casualmente in questo campo incolto, a pochi metri dalla rotonda che porta ai grandi centri commerciali di Marghera, a pochi metri da un tratto di strada percorso ogni giorno da migliaia di automobili, di camion, di mezzi pubblici. Lo scheletro è stato notato in mezzo ai rovi da un operaio che era salito su un pilone dell'energia elettrica. La polizia ha trovato un portafoglio con una carta d'identità intestata ad un 23enne croato. Dai primi accertamenti non risulta avere precedenti penali. A suo nome non sarebbero state presentate denunce di scomparsa e non è nemmeno presente nelle banche dati in cui finisce chi è oggetto in Italia di una semplice identificazione. Sul posto sono intervenuti il medico legale e gli esperti della scientifica. I resti sono stati quindi trasportati all'obitorio di Padova per ulteriori accertamenti. Se per il momento nulla si sa della vita del proprietario della carta d'identità, per la quale è stato anche interessato il consolato croato, qualche ipotesi in più su quale sia stata la fine dell'uomo ritrovato. Adesso pochi istanti di pubblicità. Eccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto. Torniamo a Padova allora per parlare delle polemiche dopo le dichiarazioni del centro sociale Pedro in merito all'aggressione avvenuta a un militante della Lega, un militante di Casa Pound nella zona ghetto. Il centro sociale Pedro prende posizione sul pestaggio ai danni dell'esponente di Casa Pound Alberto Bortoluzzi e del leghista Nicolò Calore, avvenuto in un bar del ghetto. Con una dichiarazione apparsa sui social, infatti, il Pedro parla di legittima reazione a una provocazione, ma nega, al contrario dell'interpretazione che era stata data dopo aver letto il comunicato, qualsiasi autodenuncia e rivendicazione del gesto. Non siamo a conoscenza di quello che sia successo né nella realtà nella serata del 25 aprile. La volontà, insomma, sembra essere quella di ridimensionare l'accaduto, ma anche il coinvolgimento di simpatizzanti del Pedro. Ci sono state evidentemente una provocazione a 50 metri da una piazza che fino a qualche ora prima era presidiata dai festeggiamenti per l'anniversario della liberazione. Quindi noi non rivendichiamo o non ci autodenunciamo, ma comprendiamo quello che è successo. Addirittura, nonostante la citazione relativa al fatto che i partigiani non si sono mai fatti scrupolo di usare le maniere forti per sconfiggere il nazifascismo, arriva anche la condanna della violenza. Noi siamo contro la violenza, infatti aderiamo anche alla passeggiata che si terrà sabato, cosa che abbiamo sempre fatto negli ultimi anni in questa città, passeggiare per rivendicare la non agibilità politica a razzisti o fascisti. Quanto al giovane rimasto ferito, però, nessuna solidarietà nei suoi confronti. Su questo il centro Pedro è chiaro. Non vedo i termini di solidarizzare con chi incita all'odio razziale o per chi vuole massacrare nel Mediterraneo migliaia di migranti. Intanto la Digos prosegue nelle indagini, ha visionato le riprese delle telecamere e avrebbe identificato buona parte dei 15 protagonisti della violenza. Una notizia di tutt'altro tenore invece è la commozione per la morte di un simbolo degli alpini, Iroso, l'ultimo mulo alpino che si è spento nella notte. Aveva festeggiato a gennaio l'incredibile età di 40 anni.
Addio a Iroso, matricola 212, ultimo mulo alpino. Era stato la stella della Dunata Nazionale di Treviso nel 2017 e lo scorso 13 gennaio le Penne Nere di Vittorio Veneto gli avevano dedicato una grande festa per i suoi 40 anni, età straordinaria. 40 anni non sono pochi perché, come ormai tutti sanno quasi, ha l'equivalente di 120 anni umani, per cui è un limite, come dice, è un traguardo raggiungibile da pochi. Iroso, le cui forze nelle ultime settimane erano iniziate a mancare, si è spento nella notte nella sua stalla di Cappella Maggiore, dove era accudito con tutti i riguardi dagli addetti del reparto Salmerie e dal proprietario Antonio De Luca, che acquistò lui e altri 11 compagni negli anni 90, salvando loro la vita e con essa ciò che rappresentavano, dei compagni fedeli, ancor più dei fratelli. Devo ringraziare Tony De Luca e tutti gli alpini per il grande salvataggio identitario che abbiamo fatto, anche il grande segno di umanità, perché spesso si parla di animalismo, Tony De Luca li ha salvati assieme agli alpini, li ha salvati dal macello questi muli. Così il presidente Zaia, che alla festa per i 40 anni di Iroso volle esserci e che oggi commenta commosso la perdita del grande vecchio. Come tutti i veri alpini, anche il generale Iroso non è morto, è semplicemente andato avanti per restare comunque sempre nei nostri cuori. Tante volte ci siamo incontrati con Iroso, ricorda il governatore, e ogni volta era come ritrovare un vecchio amico, non solo un animale da accarezzare e rispettare. Oggi Vittorio Veneto vive due lutti. Nel giorno dell'ultimo saluto allo storico segretario Giacomino Tomasella, spentosi a 85 anni, la morte di Iroso, che sembra aver atteso per andarsene che tutto fosse compiuto. Le adunate, le celebrazioni del centenario, il 25 aprile, quando i riflettori sulla sua Vittorio Veneto si sono alla fine spenti. Di sicuro Iroso non verrà dimenticato, conclude il presidente dell'ANA vittoriese Introvigne, anzi lo ricorderemo nel miglior modo possibile. Di certo conserveremo lo zoccolo con il numero di matricola 212 in una teca. Un suo ricordo sarà anche al monumento delle Penne Nere di Piazza Sant'Andrea. Dalle immagini di Iroso a quelle della festa per il Benetton Rugby e per l'impresa di sabato contro Parma per i play-off del Guinness Pro 14, ma c'è già subito un impegno fra qualche giorno. Una qualificazione che ha il sapore dell'impresa, una vittoria che scrive il nome del Benetton nella storia del rugby italiano, prima squadra a conquistare la qualificazione ai play-off della Guinness Pro 14 da quando, era la stagione 2010-2011, la Palla Ovale di casa nostra partecipa al torneo. Non è stato dunque necessario attendere il risultato del derby di Glasgow. Davanti agli occhi di Luciano Benetton, sugli spalti dello stadio di Parma, i leoni biancoverdi hanno sconfitto per 25-11 le Zebre Rugby Club. Regular season archiviata, anche se non è stato semplice. A Parma i padroni di casa hanno venduto cara la pelle, disputando un avvio di match punto su punto. La lungo a fine primo tempo, con il 12-6 per gli ospiti. Dopo l'intervallo la superiorità di Treviso cresce pian piano fino al trionfo finale e all'entusiasmo in campo e sulle tribune. Una squadra come Zebre lottano sempre fino alla fine, quindi siamo contenti. Entusiasmo che contagia tutti, anche il sindaco Mario Conte è arrivato da Treviso per assistere al match. Gioia incontenibile in spogliatoio, con il pensiero che va già alla prossima sfida, fissata per il 4 maggio contro il Munster al Thomond Park di Limerick, con il sogno di essere tra le due sfidanti alla finale del 25 maggio al Celtic Park di Glasgow. E allora adesso invece diamo un occhio alla programmazione di stasera, 20:10, parleremo del 1° maggio che si avvicina alla festa del lavoro e dunque parleremo di lavoro, la situazione in Veneto con Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, e Cinzia Bonan, segretario generale della CISL Belluno Treviso. E poi alle 21:15 torna Ring, la politica alle corde, il talk show della politica appunto del lunedì. Tanti temi, dalle europee anche ai risultati elettorali in Sicilia, con i loro riflessi ovviamente sulla tenuta del governo, e poi tutta l'attualità di oggi. Lo faremo con 4 candidati che si sfidano per le europee del 26 maggio, l'onorevole Elisabetta Gardini per Fratelli d'Italia, Laura Puppato del Partito Democratico, Gian Antonio Darè della Lega e Simone Contro del Movimento 5 Stelle. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci.
bentrovati al meteo. L'ondata di maltempo che ha causato piogge intense e anche il ritorno della neve in montagna concede una tregua alle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino il cielo sarà ancora a tratti coperto con qualche residua precipitazione sui monti. Sarà più asciutto e soleggiato invece a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra 16 e 19 gradi circa. Occasionali piovaschi saranno possibili anche sul Friuli Venezia Giulia, specie nella prima parte della giornata. Col passare delle ore migliorerà ovunque con ampio soleggiamento. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime comprese invece tra 14 e 18 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque con cielo poco nuvoloso ma ancora con qualche nevicata sui confini alpini oltre i 1100 metri. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sui 20 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.